Cultura. Voglio ringraziare l'Accademia Internazionale Francesco Petrarca nella persona della dottoressa Genovesi di Orazio, un grande applauso, e vorrei ringraziare anche l'Altomarino della Vita che insieme hanno organizzato questo bellissimo evento. Alla mia sinistra abbiamo un partner eccezionale, ospiti illustri del mondo della cultura e dello spettacolo. Abbiamo il fotoreporter Nicolas Esposito, abbiamo Luciano che deve essere un grande musicista, anche un bellissimo tecnico. E che dire, iniziamo subito velocemente a presentare il primo ospite napoletano. L'avete ascoltato prima, il Vescovo Pulcinella, lui è Pasquale De Vito. Lo vorrei qui per il premio alla carriera, attore teatrale, recitato in Napoli, ha partecipato anche a tanti manifestazioni di scienza, insomma è un Pulcinella diverso anche in veste di cantante. Io lo vorrei premiare, anzi passioniare dalla dottoressa Genovesi Orazio, eccola qua. Buonasera, dobbiamo premiare che si è prestato all'inizio con una bella coreografia, una bellissima canzone, una bellissima poesia, complimenti, un premio che va dato per i tuoi meriti artistici. A Napoli hai uno spettacolo di suo, ultimamente sei stato anche al Festival Internazionale del Pusciano, tante volte in tante emittenti televisive. Comunque in bocca al lupo, è un premio meritato. Signori, Pasquale De Vito! Pasquale De Vito,